Rijeka Celje 3-0, velika i važna pobjeda, s nama je Samuele Vignato, samo gran partita, sofferta fino a un certo punto, però poi è andato tutto liscio. Sì, dai, siamo davvero contenti per questi 3 punti che ci rimeritavamo veramente. Quando in settimana spingiamo così tanto, diciamo che ci meritiamo questa vittoria. È stata una partita veramente difficile, però alla fine abbiamo fatto le cose che ci ha chiesto il mister settimana, ce le siamo trovate in campo, abbiamo avuto pazienza, abbiamo trovato il primo gol, poi diciamo siamo usciti benissimo. Abbiamo fatto 2 gol su calcio d'angolo, su un'azione dopo il calcio d'angolo. È una cosa che fate in allenamento oppure è venuta così? No, ma che madonna, ci teniamo tantissimo, guardiamo ogni dettaglio, calcio d'angolo, punizioni, davvero li proviamo tantissimo, anche a video, magari prima partita, così. No, è tutto preparato. Tu hai fatto un'altra grande partita con la maglia del Rijeka, c'erano tue 2 cross prima dei gol, poi hai passato la palla anche al Fruk prima del terzo gol. Sì, no, beh, ovviamente sono contentissimo di poter contribuire alla vittoria, primo assist con questa maglia e spero di farne molti altri sinceramente. Abbiamo fatto un gran passo avanti verso il secondo turno della Conference League, come vedi quello che segue l'ultima partita con il Shakhtar e le nostre possibilità di andare avanti. Sì, no, sapevamo che questa partita era veramente importante, abbiamo dato veramente tutto, in settimana siamo preparati al meglio, eravamo prontissimi, carichi e vogliosi di vincere. Prima del Shakhtar c'è la partita con l'Istra, domenica un altro derby con i vicini di casa. Sì, dobbiamo fare 3 punti anche lì, daremo ovviamente tutto, mancano 3 partite alla sosta, quindi dobbiamo rimanere proprio senza forza alla fine di queste 3 partite, ma daremo tutto per vincere. Grazie e in bocca al lupo. Grazie mille.